Bentornati in questo nuovo video con i cercatori di miniere. Siamo nel Monte Trisa, giusto? Sì. E andiamo a cercare, anzi tenteremo di aprire la galleria numero 2 per vedere cosa c'è dentro. Sì. Eravamo lì sul Monte Trisa in esplorazione, noto per notevoli lavori di scavo e ricerche minerarie, che fu di interesse per la Repubblica Veneta per giacimenti di ferro, piombo e zinco. Quel giorno incontrammo una persona del posto che ci parlò della galleria numero 2, con sale azzurrissime di ossidi e antiche strutture in legno. In quel momento scattò quella voglia di curiosità per vedere cosa c'era dentro. Per oggi si conclude questa giornata di scavo. Il problema era che l'entrata era completamente ostruita a causa del terriccio che cadeva dal terreno sovrastante. Il nostro obiettivo è proprio qui. Quarta volta che ritorniamo per scavare alla galleria numero 2. Piove e siamo al 10 di dicembre, quindi fate voi. Siamo rimasti solo io e Luca, gli altri sono scappati tutti. Così? No, ciò partiremo via ancora così. È tutto il materiale che abbiamo tolto, è stata una bella impresa e finalmente c'è uno spiraglio. Ho messo in sicurezza l'entrata con dei pali, il nylon e dei secchi, tutto puntellato. Eccolo, momenti decisivi e siamo dentro. Luca è là, finalmente siamo dentro. Andiamo a vedere cosa si c'è adesso. Adesso c'è un po' di acqua e attraversiamo anche questo tunnel allagato. Adesso qua. Dopo? Sì, le va in salita. Felicità a 1000. Un po' di acqua. Sì. Proseguiamo. Si sente un forte odore di zolfo, sulfureo, un gas un po' si sente. Lungo le pareti ci sono delle grosse incrostazioni molto colorate di carbonati e solfati. Guardate che azzurro bellissimo. Guardate queste qua sopra, bello. Cosa hai trovato, Luca? Qua abbiamo trovato del piombo già scavato da altri minatori prima di noi. Pesa tantissimo. Eh sì, è un bel peso. Là possiamo notare la vena del piombo. Spettacolo vedere queste pareti azzurre. Delle impalcature di legno antiche che servivano per reggere. Là
hanno seguito le vene del minerale. Proseguiamo, antiche travature, sì. E sopra un buco, forse un cunicolo che collega. In questo punto si può vedere della perite, ce n'è molta diversa, sono pezzettini piccoli ma si vedono bene. Altri travi di protezione, il percorso incomincia a farsi tosto. Cosa ne pensi, Luca? Vediamo. Un'antica scaglia, una parete super azzurra elettrico e lassù forse c'è il collegamento con le altre gallerie, perché le A4 e le A3 erano collegate con le A2 e con la prima che è la veneziana. In questa galleria si estraeva galena, barite, piombo fin dai tempi del 1700 e fino agli anni 50. Ed ora proseguiamo, sembra che ci sia qualcosa di spettacolare oltre queste travi. Andiamo a vedere. Dobbiamo scendere. Che spettacolo, ragazzi. Andiamo avanti, si vede una traversina con il bullone, che questo fa capire che c'erano le rotaie con i vagoni. Una tramogia in legno dell'epoca che dai piani superiori scaricavano il materiale estratto. Oltre c'è una stanza che sicuramente c'era l'acqua e ha lasciato il segno dell'ossido. Sopra altri travi di sostegno. La nostra avventura termina qui perché è crollato. È giunto il momento di andare verso l'uscita, cercando di non toccare niente. Siamo rimasti solo io e Luca, superstiti di questa avventura. Cos'è, Luca? Sembrerebbero dei cristalli di quarzo mischiati all'ossido di ferro. Bellissimo. Che belle punte, un bel pezzo. Era qua, per terra. Bravo Luca. Siamo completamente marroni dai piedi alla testa, ma almeno ci siamo tolti questa grossa soddisfazione di venire a vedere. Bene, ci vediamo al prossimo video e a presto. Ciao!